Eccoci, siamo nella pancia dell'Oak Arena assieme a Goran Biedov dopo la vittoria del Panathinaikos contro il Barcellona, una vittoria importante, in una cornice importante. Beh, Udine non è Atene, no? Con tutto il rispetto. Sì, no, qui Barcellona si aspetta sempre, è quasi come Olympiacos, è bello giocare, 20.000 persone che cantano, che fumano perché fumano, ma Non volevo dirlo, me l'hai detto tu. anche dietro la panchina, tranquilli, ma è veramente un piacere giocare, è partita importante, vittoria importante, ultimi 3 anni Panathinaikos non ha vinto con Barcellona, eravamo 9-0, compreso partita di andata, quindi adesso dopo 9 sconfitte ci voleva Diamantidis, ci voleva Diamantidis dei giorni migliori per vincere. L'abbiamo visto in Turchia nel turno precedente, sembrava un po' finito, con tutto il rispetto per un mostro sacro come lui, però oggi quando contava ha segnato con 2 bombe da 8 metri e ha dimostrato ancora una volta che tipo di giocatore è. Sì, ma ha fatto 20 punti, subito falli, ha fatto degli assist. Noi avevamo un problema, Diamantidis all'inizio giocava molto bene, però abbiamo avuto sfortuna di perdere 2 guardie, Papas che era già operato, era fuori rotazioni, e Bokolidis che si è rotto la gamba. E a un certo punto siamo rimasti solo con 4 guardie perché l'idea era di far riposare Diamantidis nel campionato greco, invece lui gioca 28 minuti nel campionato greco. Certo, quando hai 36 anni, quando tutti si aspettano che fai di fare tutto in campo, che lui è, non dimentichiamoci, il nostro miglior difensore, e quindi lui difende, crea, segna, e ogni 2 giorni non è semplice, però oggi contro Barcellona ha dimostrato di che tipo di giocatore si tratta. Però se parliamo ancora di lui devo dire che parte tutto dall'allenamento, perché è nettamente il miglior giocatore in allenamento, cioè primo a correre, primo a saltare, primo a fare, non vuole saltare allenamenti, rimane sempre dopo allenamento, e perché Diamantidis è Diamantidis. Ed è anche il primo ad incitare i compagni. Detto questo, parliamo di te, si sta per concludere un 2015 fenomenale, hai partecipato agli europei come vice allenatore della Serbia, sei vice allenatore del Panathinaikos, lo dicevamo prima, da Udine spiccato al volo, e un pizzico di orgoglio ce l'abbiamo anche noi. Sì, ma è un'annata splendida, se avessimo vinto quella famosa partita con Lituania non solo per la vittoria ma perché valeva Olimpiadi, e quindi annata splendida. Se devo dire un desiderio per il prossimo anno, fare bene con Pana, vincere magari il campionato greco e Coppa greca che abbiamo dato fuori Olympiacos. Semifinale giochiamo fra 10 giorni qui con Aris, quindi un altro derby con amici del Salonico. E ripeto, se devo avere un desiderio sono Olimpiadi, che lo sarebbe super. Dopo posso ritirarmi dopo. Però noi verremo a Rio a vederti. Volentieri, guarda, vi ospito io, se siamo a Rio vi ospito io, nessun problema.